Testimonia a sorpresa, affila le sue armi la difesa di Giancarlo Galan, ex potentissimo doge del Veneto, per 15 anni guida della regione. Da un mese l'ex governatore è rinchiuso nell'istituto clinico del carcere di Opera a Milano. Qui lo ha raggiunto uno dei suoi legali, il veneziano Antonio Franchini. Un colloquio di 2 ore dove si è iniziato a parlare del processo e a mettere a punto la lista delle persone invitate a testimoniare. Una lista dove non mancheranno sorprese che, precisa l'avvocato, resterà top secret. Fino a 7 giorni prima dell'inizio del dibattimento sarà possibile presentare la lista testimoniale e quindi la conoscerà lei come la conosceranno i pubblici ministeri in quel momento. Nomi eccellenti dunque, impossibile pensare altrimenti considerato l'illustre imputato. Il suo arresto nella tarda serata del 22 luglio al termine di una giornata convulsa, iniziata alle 14:28 quando il via libera al carcere viene votato a Roma dai deputati colleghi dell'ex presidente del Veneto con 395 sì, 138 no e 2 astenuti. Quasi contemporaneamente Galan lascia l'ospedale di Este dove è ricoverato da una decina di giorni per rifugiarsi nella sua villa a Cinteoganeo, da dove uscirà solo intorno alle 22 in ambulanza, scortato dalle forze dell'ordine direzione Milano. Nonostante i 30 giorni trascorsi in carcere, lo spirito di Galan resta lo stesso. È sempre sotto controllo medico perché le condizioni generali non sono buone e per il resto però l'ho trovato abbastanza sereno, per quanto si possa essere sereni privati della libertà, e combattivo. Non ha più il gesso Giancarlo Galan, ma zoppica, racconta l'avvocato. In carcere riceve regolarmente le visite della moglie. Il presidente Galan le ha detto che vuole uscire. Questo me lo dice tutte le volte che vado a trovarlo perché ritiene assolutamente ingiusto di essere stato carcerato. E proprio lunedì i legali presenteranno ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale del riesame che il 9 agosto ha negato la libertà a Giancarlo Galan.